L'abbraccio delle penne nere si fonda al dolore della famiglia per la scomparsa di Alessandro Ferraris, uomo dal grande carisma, leader nel gruppo, guida per molti giovani e non solo, instancabile trascinatore sempre disponibile per la comunità. Oggi siamo davvero in tanti amministratori qui, come nella migliore delle sfilate, perché Alessandro, come giustamente è stato ricordato da tutti, ogni volta che incontrava una persona lasciava il segno, e questo l'ha fatto anche con noi sindaci, con le amministrazioni, con tutte le persone appunto che hanno avuto la fortuna di incrociare il suo sorriso accogliente. Quindi davvero a nome di tutti i sindaci un grande abbraccio. Grande il dolore dei familiari duramente provati dalla prematura morte di Alessandro. Ale era un'alpina. Io dicevo sempre, mio fratello è l'alpino più alpino che conosca, ed è solo verità. Portiamolo nel cuore sempre con il sorriso, perché un'anima così autentica ha fatto parte della nostra vita. La moglie Piera e la figlia Carlotta raccolgono il cappello con la penna nera, un'altra carezza per il loro alpino, per stringerlo ancora una volta sulle note della loro canzone.